e benvenuti alla Scuola Mosaicisti del Friuli. La Scuola Mosaicisti del Friuli fu istituita già nel 1922, esattamente il 22 gennaio, ed è oggi il più importante centro a livello internazionale per la formazione e la divulgazione dell'arte musiva. Ma la Scuola Mosaicisti nasce proprio a Spilimbergo perché è forte di una tradizione che si fa risalire al 1500. Soprattutto perché qui tutta la nostra zona dello Spilimberghese è una zona che è praticamente sopra dei sassi, quindi le cosiddette grave del Friuli Venezia Giulia. Con questi sassi, proprio già nel 1500, selezionati, molte maestranze già andavano a Venezia, proprio il primo grande flusso migratorio proprio in questa arte, per realizzare il cosiddetto seminato alla veneziana, quindi i pavimenti dei palazzi a Venezia. Venezia in quel periodo era un grande centro commerciale, era florido, l'edilizia funzionava molto bene, ed ecco che dal materiale povero come i sassi si erano realizzati, che ancora oggi sono ammirati da numerosissime persone, i pavimenti, questi preziosi pavimenti che abbelliscono i palazzi veneziani. Venezia aveva un importante centro come del mosaico, come la Basilica di San Marco, dove numerosi nostri anche maestranze hanno cominciato proprio a lavorare e a fare il mosaico. Diciamo che tutto funzionava bene nel momento in cui tutto, anche da un punto di disponibilità economiche di Venezia, poteva permettere a queste maestranze di soddisfare le loro esigenze, trovando a loro proprio un lavoro. Fine Settecento la Serenissima comincia ad avere un po' di problematiche economiche, tantissimi dei nostri mosaicisti si sono a quel momento, non avendo più lavoro a Venezia, sparpagliati un po' in giro per il mondo. Pensate che il primo grande flusso va verso Mosca, quindi c'era lo zar Nicola II, chiamò all'epoca proprio la famiglia Odorico, nativa di Séquals, proprio per andare a realizzare opere all'interno del Cremlino. Abbiamo pavimentazioni e anche superfici parietali. Da Mosca furono mandati a San Pietroburgo, dove realizzarono una cattedrale ortodossa, per poi andare a Copenaghen. Oggi a Copenaghen hanno realizzato numerosissime opere, oltre a una piccola chiesa ortodossa, anche il Palazzo Reale, la biblioteca, tante altre realizzazioni, ma la parte migliore poi loro che si sono fermati a Copenaghen. Oggi c'è la generazione che opera ancora nel mosaico e risiede proprio a Copenaghen. Altro flusso importante va verso gli Stati Uniti d'America, dove viene fondata anche un'associazione mosaicisti e terrazzieri molto importante, una sorta di lobby. Tra le più grandi magnificenze che ancora viene riconosciuta è per esempio la Biblioteca del Congresso di Washington, ancora in stile Liberty, è ancora una delle opere che viene anche guardata con più attenzione. Altro flusso un po' verso il centro Europa, o meglio, diciamo spostato verso la Francia, anche se sono maestranze anche in Belgio, nei Paesi Bassi, ma in Francia soprattutto è opera di un nostro corregionale, Gian Domenico Facchina, che originariamente nasce come mosaicista a Venezia, si trasferisce poi a Parigi, dove apre un suo atelier, e lì fu data la prima grande realizzazione, che ancora oggi è visitabile e viene visitata da migliaia e migliaia di persone ora per gli eventi dello spettacolo teatrali, che è l'Opéra di Parigi. L'Opéra di Parigi lui la realizzò in pochissimo tempo, in 3 anni, intorno alla metà dell'Ottocento, grazie a una tecnica da lui perfezionata e brevettata a Parigi, che è la tecnica a rovescio su carta. Ebbe grandi fortune dopo questa realizzazione, lavorò molto anche in Giappone, ma anche in Sud America, a Buenos Aires. L'ultima sua grande realizzazione, la Basilica di Lourdes, e dette anche numerosi lavori a tante maestranze anche locali. E tutti questi in qualche modo ad un certo punto, agli inizi, fine 800, inizi 900, hanno cominciato
a pensare di avere anche delle professionalità già pronte, già preparate, cioè già i costi cominciavano a diventare abbastanza notevoli per la realizzazione e per la formazione. Ecco, lì nasce il primo seme di un'idea di un centro di formazione, di una scuola. Passano alcuni decenni, l'occasione venne data proprio alla fine della Prima Guerra Mondiale, quindi siamo intorno agli anni 20, in cui c'era all'interno nel contesto, soprattutto anche nel nord Italia, con l'Umanitaria di Milano, in cui cercavano di individuare dei centri dove dare formazione, scolarizzazione ai giovani. Questo in Friuli Venezia Giulia c'era un delegato, il delegato era Ludovico Zanini, che individuò in Sequas come prima sede un punto di riferimento dove poter istituire un centro di formazione. Sequas aprì i battenti con un laboratorio scuola proprio nel 1921, ma la situazione non era favorevole. Ecco che il sindaco dell'epoca Cantarutti si accorse di questo e subito intervenne con un sindaco, un amministratore illuminato, che guardava proprio le generatori future come formazioni, che dette una sede a Spidimbergo, che non è dove vi sto parlando in questo momento, ma è qui vicino a 150 metri in Corte Europa, e così il 22 di gennaio del 1922 iniziarono i primi corsi e oggi siamo quasi a 100 anni, siamo ancora qui. Sin dalle sue origini, la scuola ha sempre avuto una caratterizzazione molto particolare rispetto a tante altre istituzioni scolastiche. Si ritrova sia ovviamente l'aspetto di formazione, ma anche quello di promozione, cioè di divulgazione dell'arte musiva, la conoscenza, fare conoscere questa importante arte, che è un'arte nobile, ma anche attraverso la realizzazione di grandi opere. Ecco, pensate che la prima grande menzione d'onore arriva già subito nel 1923 con la Fontana da Ronco per la Biennale, si teneva a Monza, ancora oggi si può ammirare, ma subito dopo altre realizzazioni in Irlanda, delle chiese, ma soprattutto il Foro Italico a Roma, ancora oggi la più grande realizzazione fatta da questa scuola, che sono i 10.000 metri quadrati proprio del ciclo musivo che abbiamo via del Monolite, Piazza della Fontana, la Palestra del Duce, la piscina olimpionica, e fino a giungere anche ai giorni nostri. La scuola ha realizzato opere a Gerusalemme come la cupola del Santo Sepolcro, ma in Giappone, a Shiriyama, per un noto hotel, il Kabukiyo Hotel, 1600 metri quadrati, per giungere alla Saite Iridescente, che si trova proprio a New York, che è anche un omaggio della nostra regione Friuli Venezia Giulia alla comunità statunitense e newyorkese in particolare, proprio in omaggio anche dei tragici eventi dell'11 settembre accaduti. Proprio dove vi sto parlando io in questo momento sono stati fatti proprio gli assemblaggi proprio dell'opera musiva partita per New York, ma così tantissime altre realizzazioni in Austria, in Germania e tanto altro. Ecco, questa scuola oggi è l'unica punto di riferimento, è il centro internazionale dell'arte musiva. Qui giungono da più parti, adesso abbiamo circa 16 nazionalità che provengono dalla Corea del Sud, alla Sud America, agli Stati Uniti d'America. L'Europa è rappresentata abbastanza in quasi tutte le sue nazioni, dalla Germania alla Francia all'Austria, Lituania, Estonia. Ci sono parecchie realtà, parecchie numerose culture che qui si fondono proprio nel simbolo di un linguaggio nostro proprio, che è quello dell'arte musiva. E sono tutte i nostri allievi, sono tutti allievi, ecco, la fascia di età è dai 18 ai 40 anni. Abbiamo ovviamente per iscrizione bisogna avere il diploma di scuola media superiore, quindi secondaria di secondo grado, oppure sono tantissimi ormai i laureati che giungono qui proprio per apprendere e riportare, riposizionare, mantenere questa tradizione che è uno dei nostri scopi.
fatto è una scuola di alta formazione, il ciclo di studi sono 3 anni partendo dal primo anno, dove vengono elaborate, viene eseguito il linguaggio del mosaico attraverso l'uso del materiale proprio della martellina, per arrivare a delle copie di mosaici ellenistici romani, dove c'è l'ABC del linguaggio vero e proprio dell'opera e del mosaico. Poi abbiamo il secondo corso e abbiamo la parte bizantina, medievali, mosaici che arrivano e quindi salgono in superficie, dove si notano gli smalti veneziani, dove ci sono colorazioni particolari, ori e altri materiali preziosi. Per poi arrivare al terzo anno, dove invece la tecnica è molto più libera, più contemporanea. Ma questo magari lo possiamo anche insieme andare a vedere aula per aula. Ci troviamo ora al primo anno dove gli allievi vengono innanzitutto prima formati, istruiti sull'utilizzo proprio dello strumento principale, che è una martellina. La martellina è una sorta di martello a forma di mezzaluna che veniva ancora utilizzato proprio nel periodo romano, quindi cambia pochissimo. L'unico punto tecnologico sono le punte, che oggi sono le punte Alvidia. Quindi viene insegnato prima la composizione e il taglio dei materiali, generalmente al primo anno materiali naturali, per poi passare proprio al linguaggio vero e proprio dell'arte musiva, che è proprio quella romana, ellenistico-romanico, dove c'è proprio il fondamento, l'ABC, la grammatica che noi possiamo portare e offrire proprio alle culture, come vi dicevo prima, giovani provenienti da più paesi a livello anche internazionale, che fanno gruppo qui all'interno, perché il mosaicista generalmente non è un artista singolo, è un artista, un artigiano che lavora in squadra, lavora in gruppo, quindi sin dal primo anno viene abituato a lavorare a piccole porzioni per poi comporre opere musive, che come magari quelle che vedete alle mie spalle, che è una copia di un mosaico romano che viene realizzato a più mani. Generalmente questo a volte viene anche giocato anche sui 2 corsi che abbiamo, sui 2 primi anni, e questo già c'è la formazione sia della realizzazione sia poi per la posa. Primo anno, dove viene anche insegnato una tecnica particolare, proprio quella brevettata a Parigi da Gian Domenico Facchina, che è il rovescio su carta, per poi anche utilizzare per un sottoviatico proprio al secondo corso, materiali che sono gli smalti veneziani, quindi quelli più brillanti, quelli più colorati. Il mosaico sostanzialmente nasce come primordiale, possiamo anche già farlo risalire, proprio il primo seme già al 1400 a.C., erano pavimentazioni, nasce proprio dai pavimenti, dall'esigenza di dare consistenza dove si cammina, quindi evitare sostanzialmente il fango. C'è stata una lunga evoluzione fino a quando si arrivano anche periodi V secolo a.C., con realizzazioni in ciottoli sempre più complesse, con delle figure. Ho in mente in questo momento proprio Pella, la caccia al leone, e successivamente c'è proprio il taglio dei ciottoli, e da lì nasce proprio l'opera musiva, che mantiene ancora la sua caratterizzazione, cioè quello di camminarci sopra. È forse l'unica opera d'arte in cui ci si può proprio camminare, è funzionale. Per poi nei periodi successivi, e quindi soprattutto anche nel Medioevo, nel periodo bizantino, sale in superficie quasi come un racconto, generalmente in chiesa, generalmente per raccontare scene particolari di vita anche quotidiana. Fino ad arrivare al XII-XIII secolo, in cui il mosaico un po' entra nell'oblio a favore di affreschi, quindi arrivano i periodi poi del Giotto, del Michelangelo, di queste scuole artigiani, questi artisti particolari, e il mosaico un po'
perde. Mantiene sempre la sua caratteristica proprio a Venezia, proprio anche tramite San Marco e non solo, tante opere veneziane, per poi rinascere a metà dell'Ottocento proprio grazie ai mosaicisti friulani. Nel mondo, proprio a livello planetario, diciamo, le più grandi opere a partire da metà dell'Ottocento sono opere generalmente di maestranze friulane in tutti i continenti. E da qui è proprio importante la parte iniziale dove ci troviamo in questo momento, perché qui si fonde proprio la cultura, qui viene immesso proprio questa voglia anche per i nostri allievi di realizzare insieme delle prime opere d'arte, per poi proseguire dove andremo adesso al secondo anno per vedere proprio le loro realizzazioni nell'ambito proprio del mosaico bizantino. Ecco, quello che vedete in questo momento alle mie spalle è un'opera del secondo anno, è un'opera bizantina, non è una copia di un mosaico ma è una interpretazione, e particolarità di quest'anno è proprio stata applicata su un mantello, quindi su un tessuto, sono tessere, ori e smalti veneziani proprio applicati, incollate su un tessuto che è il mantello dell'incoronazione del re d'Ungheria, mantello di Santo Stefano. Ma adesso andiamo nel laboratorio. Ora siamo all'interno del laboratorio del secondo corso. Come vi dicevo prima, è la parte bizantina e quindi qui si comincia ad apprendere questa tecnica successiva a quella romana come evoluzione proprio dell'arte musiva. Qui cominciano a fare delle copie, sono piccole copie, grandi realizzazioni, per poi passare sempre nella storicità proprio dell'arte musiva ad interpretazioni particolari con la tecnica del rovescio su carta, quindi siamo alla tecnica moderna, quindi il mosaico moderno, quella a metà dell'Ottocento, per poi in qualche modo andare ad interpretare, quindi non più copie ma anche interpretazioni di volti, di visi, e quindi la formazione a 360 gradi proprio dell'arte e del mosaicista. Ecco, una cosa che ve lo dico anche subito, io vi faccio vedere oggi qui anche i laboratori, però a fianco dei laboratori pratici, quindi laboratori fondamentali, ci sono anche altre materie come disegno geometrico, tecnologia dei materiali, storia del mosaico, disegno, teoria del colore, modellazione digitale, documentazione e valorizzazione delle opere musive, che servono proprio per una formazione completa e la possibilità poi anche di realizzare grandi superfici, grandi opere. Pensate anche solo a quella realizzata dalla scuola come la cupola del Santo Sepolcro, che ha un 345 metri quadrati, una grande cupola dove bisogna andare a calcolare esattamente, perché poi il mosaico viene realizzato in laboratorio, quindi non sul posto ma piccoli pezzi, viene realizzato qui a Spilimbergo per poi essere quindi deve tutto poi tornare. È fondamentale anche oggi è anche il promuoversi, quindi far conoscere, entrare nella cultura del mosaico, farla divulgare, fare comprendere, e questa è la formazione che noi cerchiamo di dare sin dalle prime battute. In questo momento avete alle mie spalle proprio una delle esercitazioni dei nostri allievi, che sono proprio i volti, i visi qui tratti da noti attori ed artisti italiani. Ogni anno c'è un tema a loro dedicato. Vedete già, e si può già osservare, la professionalità e il modo compositivo, che non è più una
copia, ma è proprio una loro sensibilizzazione. Qui il mosaicista non è semplice tecnico, ma anche deve metterci la sensibilità. Le mani vengono sempre guidate dalla mente e dalla testa, e quindi qui si trova proprio singolarmente la sensibilità di ogni nostro allievo, che comunque è sempre in grado di realizzare le opere unito agli altri. Quindi ancora viene mantenuto le grandi realizzazioni, le grandi opere insieme. Ora ci troviamo all'interno del laboratorio del terzo e ultimo anno della nostra formazione, la Scuola Mosaicisti del Friuli. Ecco. Il terzo anno è un anno dedicato alla ricerca, alla sperimentazione, andare a volte anche oltre le proprie sensibilità, cercando di ricreare, interpretare con una tecnica che non è né più quella romana, né quella bizantina, né quella moderna, ma è una propria tecnica, una tecnica libera. Qui è lo stesso allievo che dimensiona la tessera, la sviluppa, vede il modo di comporre, a volte non solo con materiali tradizionali quali gli smalti e materiale lapideo, ma anche a volte con dei legni, con dei metalli, con della ceramica di integrazione. È una sua libera scelta. Un viatico verso proprio una sua esposizione, una sua interpretazione, un suo percorso artistico oltre che artigianale. L'ultimo anno è l'anno decisivo, alla fine del terzo anno c'è un esame di qualifica professionale e sin da subito possiamo dire che ha ottimi riscontri. Ecco, la nostra formazione è più sulla qualità che sulla quantità, quindi c'è già al primo anno una forte selezione, giungono al terzo anno diciamo già ormai i migliori. Alla fine del terzo anno chi riesce a prendere la qualifica diciamo che oggi riesce già a trovare un posto di lavoro quasi subito, ecco, già ormai già solo quelli usciti un mese fa, già la metà hanno già trovato posto di lavoro, chi in proprio, chi anche attraverso i numerosi laboratori artigiani del Friuli Venezia Giulia, che ricordiamo oggi sono circa 60. Alcuni piccoli, alcuni medi, alcuni addirittura occupano anche oltre 30 dipendenti, quindi è una realtà estremamente interessante, un punto di riferimento, quindi non solo la scuola ma anche tutto il comparto del mosaico con i suoi artigiani di riferimento proprio nell'ambito internazionale, dove poi abbiamo anche grandi lavori che ci vengono richiesti. Generalmente la scuola anche realizza, produce, ma oggi più che mai cerca di portare a casa del lavoro per poi distribuirlo proprio nel tessuto economico, soprattutto ai giovani che escono, e quindi di dargli anche un viatico, di dargli anche una mano in questo momento. A volte chiamiamo anche qui per dei piccoli lavori, e aggiungo anche che dopo il terzo qualcuno comunque si ferma, i più meritevoli si fermano un ulteriore anno proprio per perfezionarsi. È un anno dove anche noi realizziamo piccole opere, soprattutto adesso opere per a livello istituzionale. Per esempio quest'anno abbiamo fatto anche degli sistemi proprio per il quartiere generale della Guardia di Finanza,
magari anche per altri comuni, abbellimenti anche di arredi urbani, e a volte abbiamo quest'anno introdotto all'interno proprio un incontro con l'artista, in quest'anno è Giulio Candussio, e dove abbiamo pensato di realizzare un'opera che sarà l'opera celebrativa dei 100 anni, che tra breve andremo insieme a vedere. Bene, quello che vedete adesso alle mie spalle è un'opera appena realizzata, è una faccia di questa scultura a cerchio dedicata proprio per i 100 anni della Scuola Mosaicisti del Friuli, realizzata dai nostri allievi del terzo e degli allievi del perfezionamento. Sono in questa facciata 12 metri quadri, è un'opera simbolica ed è un'opera a ingresso proprio delle nuove gallerie della scuola. L'area in cui ora mi trovo è proprio la nostra galleria, la Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli, una galleria di nuova realizzazione che è ancora ad itinere, siamo in un work in progress costante, dove anche qui cerchiamo di fare un'ulteriore grande realizzazione pavimentale, che è un pavimento proprio di contenimento tra i due edifici, che sono di 1400 metri quadri, realizzati interamente a mosaico. Però adesso possiamo anche andare a vedere la prima parte della galleria, la galleria numero 1, che è aperta proprio in occasione di Mosaico e Mosaici 2021. La Scuola Mosaicisti del Friuli, oltre a essere un centro di formazione e anche di realizzazione e produzione di opere musive, è anche una galleria, una vera e propria galleria d'arte dedicata proprio al mosaico, che si può visitare per tutto l'anno, quindi noi siamo aperti sempre 365 giorni all'anno. Dal lunedì al venerdì l'ingresso non servono le prenotazioni, è possibile venirla a visitare anche il sabato e domenica previa prenotazione. In questo momento che vi sto parlando è proprio in essere la nostra mostra che facciamo ogni anno, la mostra didattica di fine anno, che rimane aperta tutti i giorni proprio nel mese di agosto, e ha un numeroso anche flusso di pubblico. Un qualcosa di estremamente particolare che cerca di tramandare l'arte sempre con l'obiettivo di fare conoscere sempre più questa particolare forma di espressione artistica peculiare oggi della nostra regione, ed è proprio qui a Spilimbergo. Buongiorno a tutti, sono Giubini Jonas, vengo da Lugano, dalla Svizzera, e ho studiato come disegnatore di mobile e architettura di interni. Dopodiché ho completato il mio percorso al Politecnico di Milano in architettura, ho lavorato nel campo per diversi anni. Dopodiché sono venuto a conoscenza della scuola di mosaico, in realtà pochissimo tempo fa, un anno fa. È stato un colpo di fulmine, ho deciso di approfondire la mia specializzazione nel campo dell'architettura attraverso l'arte del mosaico, con l'intento in un futuro prossimo di trovare questo connubio tra architettura e mosaico, così come esisteva un tempo e come queste due discipline collaboravano insieme e si amalgamavano insieme in maniera perfetta, cercare di ritrovare quello che è un nuovo linguaggio tra architettura e mosaico, anche con un'architettura moderna e non su qualcosa che è legato esclusivamente al passato. Attualmente ho appena concluso il primo anno formativo, è stato un incontro splendido perché quest'anno si entra in contatto con quello che è veramente un'antica disciplina, e in un anno impari a fare cose straordinarie, cose che un anno fa, entrando, soltanto venendo a conoscenza della scuola e visitando i corridoi, sembravano cose impossibili.
in un anno acquisisci veramente, ti senti forte di aver acquisito una manualità che fa parte del passato. E un altro aspetto molto bello che mi ha coinvolto particolarmente è scoprire la tecnica del terrazzo, o la lavorazione del terrazzo del seminato alla veneziana, che in realtà poi ha origini qua nelle valli dello Spilimberghese, insomma a Sequals. Trovo che le pavimentazioni tipiche del seminato siano un ottimo linguaggio architettonico che si adatta perfettamente a quello che è l'architettura di adesso. E apprendere questa manualità e questa artigianalità di un tempo è stato sicuramente un'esperienza formidabile. Spero di poter continuare ad acquisire nozioni tecniche e pratiche con il secondo e con il terzo anno, comunque legate sia alla pavimentazione che all'arte musiva. Le diverse realtà artigianali che ho ritrovato in Friuli ti permettono appunto di entrare in contatto con tante realtà differenti e quindi di fare tante esperienze che insieme possono interagire tra di loro. Un esempio pratico, per esempio, visto nella scuola è stato il concorso che è stato realizzato quest'anno per gli allievi, dove si cercava di trovare una sinergia tra quello che è il mondo dell'industria e il mondo dell'artigianato, che è il mosaico. In questo caso abbiamo collaborato con delle aziende importanti nel campo del mobile per trovare un dialogo tra le due arti. E questa cosa in Friuli è frequente, si trova in tantissime attività artigianali ed è una cosa che mi ha colpito molto. Sono Eva, ho 23 anni, vengo da Prepotto, quindi sono della zona. E la mia storia è un po' particolare, nel senso che parto dall'istituto tecnico commerciale, quindi una strada completamente diversa, se non opposta a questo mondo qua. E tuttavia con un po' di determinazione, buona volontà e soprattutto passione, perché se non c'è quella non si va da nessuna parte, sono arrivata qui, mi sono diplomata a giugno. E mi manca il corso di perfezionamento per concludere tutto il percorso che comunque mi ero anche prefissata e che intendo raggiungere e realizzare. Questa passione nasce proprio dai social, nel senso che io l'ho conosciuta attraverso i social e purtroppo, per fortuna, in questo mondo è forse il metodo più diretto e più comunicativo, più facile. Quindi ho visto queste foto ovviamente tramite persone, ragazze che hanno frequentato questa scuola. Ho visto i lavori e ho detto bene, io voglio imparare a farlo. Le prospettive ci sono e secondo me sono ottime. Mi aspetto per il momento, comunque in un futuro breve, di lavorare in un laboratorio già avviato, dopodiché con più esperienza, più determinazione forse, e più occasioni di aprire un laboratorio mio e portare avanti questa tradizione, questo sapere. Abbiamo appena concluso questo nostro tour virtuale alla Scuola Mosaicisti del Friuli e spero che sia semplicemente un assaggio di quello che poi possiamo offrire a chi ci viene anche a trovare. Quindi un invito a venire a trovarci alla Scuola Mosaicisti del Friuli, che è un luogo, la galleria, tra le più frequentate anche della nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, con oltre 37.000 visitatori all'anno, un dato sempre in crescita. Tantissimi provengono da tutto il mondo e quindi vi aspetto a Spilimbergo.